buonasera. Buonasera, buonasera. Io mi presento, sono il maresciallo Toda, il nuovo maresciallo di Corigliano. Brigadiere si presenti. Brigadiere Primo Lavagna. E poi se la spoglia, maresciallo. Mamma mia come sto rovinando questo brigadiere. Ma è vero quello che si dice in giro? Non lo so, che si dice in giro? Addirittura mi hanno detto che tu hai problemi sessuali. Che c'ho io? I problemi sessuali. Maresciallo, io non so nemmeno che sono queste cose qua. Mi hanno detto che il brigadiere La Guaglia, la prima volta che fa l'amore, lui si sente un leone. Maresciallo, io non è che mi sento un leone, io sono un leone. E perché la seconda volta che fai l'amore si dice un disgraziato? È normale. E perché? Perché quella la prima volta è a Natale e la seconda volta è il 15 d'agosto. E me è normale, fa caldo. E dobbiamo stare pure in forma, maresciallo. Senti un po', ma tu secondo me problemi di posizione. In che posizione tu fai l'amore? Oh, ma che gliene frega a lei, maresciallo? Ma noi lo vogliamo aiutare, è vero. Non ti vogliamo aiutare. Maresciallo, ma queste sono cose personali. In che posizione fai l'amore? Normale, la posizione del missionario. Cioè? No, perché fare l'amore con mia moglie è una missione. Cioè? Normale. Lei sopra. Eh? Lei sopra. Ma non capito. Oh, lei sta con la sotto e io sopra. Lei sotto e tu sopra. Tutte le sere così. Tutte le sere, maresciallo. E funziona. Mai. Ci credo perché nell'amore ci vuole inventiva. Sì. Tu stasera prova a metterti. Tu sotto e lei sopra. Maresciallo, quello non funziona in discesa, figuriamoci in salita. Vabbè, ma quello può essere proprio problemi dell'età. Vabbè, un po' di età pure ci sta. Perché tu, per esempio, brigadiere La Guaglia, a 20 anni, quante volte facevo l'amore? Maresciallo, io a 20 anni facevo l'amore MS. MS? Sì. A 30 anni? A 30 anni MS. A 40 anni? A 40 invece facevo l'amore MS. E adesso? MS. Cioè io non ho capito, tu a 20 anni facevi l'amore MS, che significa? Mattina e sera. E a 30 anni MS, che significa? Martedì e sabato. E a 40 anni MS, che significa? Marzo e settembre. E a 50 anni MS, che significa? Magari s'alzasse. Anda come stai? Perché rileggo mi disgraziamento, ho capito, questi ridere, maresciallo. Poi rivedi, ma non passa mai. Sono fregato. Santo un po', ma tu... Pronto? 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 Che? Ma perché ogni volta che ti squilla il cellulare ti metti a correre come un cretino? È perché c'ho lo scatto alla risposta. Sì, sono io, il brigadiere Lavagna. Chi è? No. Sì, non me lo dire. Ma chi è? Ma pensi che... No, non me lo dire. Ma chi è? Sì, vabbè, ma non me lo dire. Ma chi è? Vabbè, no, non me lo dire, non me lo dire. Ma chi è? Non me l'ha detto. Mannaggia, ma tu da stamattina non hai fatto niente. No, maresciallo, io sono l'unico che lavora in questa caserma. Che hai fatto stamattina? Ho sequestrato tutti i cartelli che voi mettete vicino ai muri in questo paese, maresciallo, mettono i cartelli vicino ai muri, vendesi, affittasi, che sono ambigui. Che hai combinato? Cioè voi scrivete una cosa ma significa un'altra. Che hai combinato? Fammi vedere. Maresciallo, portati qua, va. No, questa è una cosa... Oh, siete pochi, ma fate sentire il vostro applauso, dai. Siete grandi, dai. Un grosso applauso a Giulia e ai genitori, lo voglio proprio con tutto il cuore, dai. E adesso che avete finito di fare applausi vi arresto a tutti quanti. Perché hanno messo questi cartelli qua, maresciallo? Che cartelli? Cioè, vedete se è normale che voi dovete mettere questi cartelli qua, va. Affittasi casa al terzo piano, la signora del secondo la fa vedere a tutti. L'appartamento. Ma lascia la gente pensa male! La gente pensa male. E che fili nuovi le sue, vendesi. Vendesi garage. Si vende solo il davanti, il di dietro serve a mio marito. È normale, Ma che è normale, ma
Polleria. Da Rosalina. Che ha scritto? Polleria da Rosalina, tacchini e polli, a richiesta si aprono le cosce. Le cosce del pollo. Ma come ma la gente pensava? Che la gente pensava? E quindi è finito questo adesso, questo è panificio. Che ha scritto del panificio? Ha scritto panificio, quando mi diventa duro, ve lo grattugiamo noi. Che fa? Ma come ma la gente pensava? Che la gente pensava? Questo poi mi sta pure antipatico. Esatto. Ma ci frega di questi qua. Questo pure Esatto. questo qua, era uno che appena parcheggiava l'auto, gli fregavano lo stereo. Ah, poverino. Allora ha pensato di scrivere 2 righe ai ladri, perché i ladri di adesso sono dei galantuomini. E ha scritto così: gentili ladri, è inutile che rompete il vetro, lo stereo l'ho portato con me. Bravo, adesso che dei canuti, L'ha messo sul cruscotto dalla macchina, ha chiuso la macchina, ha messo l'antifurto e se n'è andato. Bravo, Dopo 2 ore è tornato. Gli hanno fregato pure la macchina. scusa, aveva messo il biglietto. Eppure i ladri hanno lasciato i biglietti. Che biglietto? Hanno scritto: non ti preoccupare, lo stereo nella macchina lo mettiamo noi. Maresciallo. Questo l'ho trovato davanti alla caserma dei carabinieri. La caserma nostra. Caserma dei carabinieri, aperta 24 ore su 24. Certo, noi stiamo aperti 24 ore su 24. Dalle 14 alle 19. Dovevo scrivere alle 14 alle 20. Ma sappiamo pure chi l'ha scritto, E poi questo per finire in una scuola, voi sapete cos'è l'ora buca? Quando i professori tra un'ora e un'altra non lavorano. Allora il preside ha scritto questo avviso qua e l'ha messo nella scuola. Avviso, se le insegnanti hanno un buco libero, lo devono mettere a disposizione del preside. Ma è normale. Ma che normale, ma c'è il preside 190! Tu devi andare a fare servizio in discoteca. No, maresciallo, non posso andare in discoteca. Tu devi andare a... Non posso andare in discoteca perché appena vado là io sento la musica. Devi andare, maestro. Maresciallo. Maestro. Non posso andare. Tu devi andare a... Maestro. Non posso Tu andare. devi andare... Sono le mani! No, maresciallo. Sono le mani! Vai via! Vai, Maresciallo, posso? esatto, via! Esatto, via! Maresciallo, mi strappo lui. Esatto, via! Maresciallo, mi strappo. Esatto, via! Che mi frega, me mi strappo tutti, maresciallo. Esatto, via! Ma io non ci voglio andare. Listen to me. Dove non vado? I'm gonna tell you now. Vai via! Maresciallo, mi strappo tutto. Esatto, via! Che mi frega? Esatto, via! We're gonna reach out. We're gonna Mi strappo, maresciallo. Non ti picchio perché da uomo, non ti graffio perché da donna, ma ti odio. Grazie!